Grazie, arrivederci, PRMM, vattene via, sparisci, vai, vai. Lascia la musica, lascia questa musica perché facciamo entrare a suon di musica di discoteca Don Gigi! Allora, fermi. Come sta Don Gigi? Bene, mi sono ricordato della mia gioventù. Allora, Don Gigi. Don Gigi è un po' adiratto oggi. Mi dispiace. Sì, a me pure. Fratelli e sorelle. Cominciamo subito. Sì, perché chi ha tempo... Non aspetti tempo. No, si sono di sumuco, poi chi ha tempo si sono di sumuco. Perché è tempo di allergie. Fa allergia a mangiare di bocci su rovedo. Questo non prego di quelli E un signore disse, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per quelli che vi maltrattano. Anche quelli che vi maltrattano? Tutti. Ecco, tutti. Tutti. Ma tutti. E ci ti dico. Allora, continuò dicendo, a chi percuote sulla guancia porgi l'altra guancia, certo. E chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica, e chi ti ruba i soldi delle offerte va perdonato. No, frastimato, denunciato, arrestato in galera, scallato. Ma scusi, ma questo lo dice il signore? No, quel signore? No, lo dice Don Gigi. Ma lei non perdona? È un piccolo accidente. No. Dispieghi a chi ha rubato i soldini a Don Gigi. Ma gli ha rubato i soldi delle offerte? E antipicao voto, e ci dispieghi un leggero dovore su Vigao. Padre, lei però non può maledire. Uno sta trubogao. Padre, lei non può maledire, però, dai. Ha ragione, signor Medo, io non devo frastimare, loro non devono rubare. 650 euro di tutte le offerte del mese hanno rubato. Monelli, non si fa. Magari qualcuno li ha presi per sbaglio. Lei deve avere fiducia nella provvidenza. Sì, Don Gigi. Allora Don Gigi vi aspetta in chiesa tutta la settimana quando tornerà su dinari. Bravo. Riportate i soldi e Don Gigi vi perdona. Così va meglio, Don Gigi. Se entro domenica non portate su dinari, lunedì mattina messa d'accompagnamento. A casa. Non Camposanto. Come Camposanto? Li mettiamo nell'oculo e tu pauso dotto. Ma dai. Domino Babisco. Ma carriera su Brisco. Babà tu Francesco. Cosa abbiamo? Resce. No. In quel tempo a Senis, dalle parti di Gonnosno. Ecco, meno male. Vi era un giudice di pace che non temeva nessuno, manco Sumbra de Sazia. Ecco. E c'era sempre una vedova che andava da lui a chiedere giustizia e buono dalle brocus che ne diantavurao. Il giudice... Perdo alla riga. Arrescio, Don Gigi. Il giudice... Per un bel po' di tempo già la sai cantare e non gli diede giustizia, ma la vedova continuava ad andare dal giudice, il quale le disse: Cess, è peso della gardanca si stavi questo lampe femmina. Le renderò giustizia affinché non mi spacchi di più sorvedos. Tornata la vedova, il giudice la guarda e le disse: a cantessa avesse brocco? A sughilo. E lei a 4,50. E canto quante sprocoso? Erano 20, disse la donna. In verità ti dico, ti condanno per aver detto il falso. Vuoi te sproco su 28 e sprocedo su 23. Mi so segare sta schina, vado su sfurare. E adesso le mani così. Uno.